Spot. Il caldo alle porte? Non farti cogliere impreparato. Centro Bevande Sapone Più, via Gallatiotto 167, Catania. In offerta acqua rocchetta, acqua Fiuggi, Tennent's, Santero vari gusti, Amaro Unimaffissu. Centro Bevande Sapone Più, via Gallatiotto 167, Catania. Servizio a domicilio gratuito 095 81 88 674 389 87 80 581 328 08 68 994. Sapore più, che volete più? Stanco del cibo spazzatura? Voglia di qualcosa di buono e genuino? Chiama Pizza Family. Pizze scacciate, pane condito, focacceria e stuzzicheria. Impasto lievitato 48 ore, ingredienti sempre freschi e le mani sapienti della famiglia Sutera. Questa è la ricetta speciale di Pizza Family. Pizza Family, via Caduti del Lavoro 8B, Catania. Servizio a domicilio gratuito 095 43 45 10 oppure 339 20 99 806. Seguici su Facebook e scopri tutte le nostre promozioni. Pizza Family. Ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, capumarola in coppa, capumarola in coppa. Ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, capumarola in coppa, la pizza. Macelleria Sapore di Carne di Carmelo Masci e Figli. Polleria, carni, preparati con ingredienti sempre freschi. Macelleria Sapore di Carni si trova in via Gallatiotto 19, pressi Piazza Duca di Camastra a Catania. Telefono 348 98 41 103. Macelleria Sapore di Carne di Carmelo Masci e Figli. Sapore di carne, tutto un altro sapore. Però La Bottega delle Dee, ampia scelta di borse, casalinghi, oggettistica, giocattoli, articoli per animali, bigiotteria e idee regalo. Bottega delle Dee, via Caduti del Lavoro 136/D, Catania. Servizio a domicilio gratuito. Telefono 333 900 54 75. La Bottega delle Dee, un mondo di idee. A proposito, puoi pagare anche con il reddito di... Si trova però, si trova in via Caduti del Lavoro, a Picanella a Dosonaria, angolo via Petrella 41. Il numero di telefono qual è? 351 e 27. E poi 685 e poi 18. Lo faccio subito. Oh gas, oh gas, oh gas, oh gas. Beh, che già fa? Quando venisse su non mi riaggrava. SEA TV.
Amici e amiche della buona musica partenopea, ben ritrovati su Azzurra TV per questo esilarante prima puntata del Vezzosi Story. Applausi immensissimi. Grazie, io prima di iniziare è un mio dovere ringraziare tutti gli sponsor che hanno aderito a questo grande programma. Ma i miei ringraziamenti vanno anche al gruppo che si trova dietro le telecamere, nonché Stefano Rio. Facciamo l'applauso, Salvo Popcorno. Ciao Salvuccio, come stai? Non c'è voce, Salvo dopo mi risponderà alla grande. Ringrazio tutto il gruppo Sea Musica, ma il mio ringraziamento più grande va a tutti i vezzosiani del mondo. Ringrazio alla mia destra il maestro Tuccio Calogero. Buonasera maestro. Ringrazio un altro membro importante del gruppo Vezzosi, nonché alla fonia, Francesco Mirabella. Qui l'applausi, ecco. Ripeto di nuovo, Francesco Mirabella, ragazzi, facciamo un applauso. Ecco, stasera stanno dormendo un po' tutti, vero dietro? Va bene, dai. Perché ho portato pizze per tutti, quindi hanno le mani impegnate. Va bene. Allora ragazzi, io non voglio più perdere in chiacchiere, dopo faremo gli altri saluti e ringraziamenti. Voglio subito iniziare alla grande, perché stasera, come vi dicevo, inizieremo questa... Ciao Gianni. Ciao Gianni. Non mi hai chiamato? Ancora non eri pronto per la presentazione? Io ho sentito Vezzosi Story. Ecco Vezzosi, facciamo un grande applauso. Ciao maestro. Maestro, mi raccomando, noi siamo tamponati. Tieniti un po'. Vabbè, noi siamo tamponati, non che abbiamo tamponato con la macchina. Ci hanno fatto il tampone prima di entrare. Si è andato a fare il Covid quando ha visto me. Ah, sei scappato? Oh Gianni, fai scappare tutti. Salutiamo per bene. Certo, è vero. La Sea Musica. Grande applauso, meritatissimo. Azzurra TV. Allora ci hai pensato tu. Ci ho pensato io, il tuo grande staff. Anche se non ho sentito quell'applauso bello esplosivo per Franco Mirabelli, non so perché. No, questa stavano mangiando la pizza che ho portato io, caro. La tua pizza è buonissima. La tua pizza è buonissima. Gianni, pizza fammi ringraziare anche una persona importante, membro del tuo staff, nonché il tuo management, Carmela Amante. Facciamo un grande applauso a Carmela. Come lascialo stare? Ma senti, il tuo ringrazi tu, il tuo bodyguard. Ma io ringrazio Tion. Sì? Quindi a farlo anche in diretta. Vabbè, l'ultimo del tuo staff lo posso anche ringraziare e salutare. Il tuo bodyguard, anche Massimo Amante, lo salutiamo. Lui dobbiamo pure nominarlo. Lui è importante perché lui è colui che accompagna Gianni in tutte le sue manifestazioni. Va bene Gianni, io... Ha molta più responsabilità. Certo. Gianni, facciamo una cosa. Facciamo un bellissimo intro, tu mi hai anticipato. Ci sediamo un attimo. Ci sediamo magari, sì. Perché con te non è facile. Anche se avere le scalette, anche se le sedie. Hai ringraziato i nostri sponsor? Li ho ringraziati uno per uno, dopo magari ti ho portato un regalo da parte di uno sponsor, te lo darò dopo. No. Allora, gli sponsor sono detersivi, Bottega delle carne. La macelleria Maci ci sta guardando. Più di avere un poppettone. Ecco, io adesso voglio dirti una cosa. Tu hai ricevuto un bel poppettone, ma a metà era dov'è? Sapori. No. Te lo sei mangiato tutto tu? Onesto? Sì. Era troppo buono. Ma saluto e ringrazio tutta la famiglia Maci. E poi voglio dire, dobbiamo andarli ancora a trovare. Certo. Voglio anche ringraziare Sebi Gas. Oh gas, 351 26. Ciao Sebi, un grosso bacio a te e a tutta la tua famiglia. E rimane l'ultimo sponsor, che è la pizzeria Family, che ci sta guardando, tutto lo staff, i miei pizzaioli. Ciao Alessio. Un altro sponsor. Dove tu, ma ecco, diciamo il primo segreto di Gianni Vezzosi. Allora, Gianni Vezzosi ama una pizza solamente, ragazzi. Che ci mettono a ridere. Come siete? A lui piace la pizza con i friarielli, ragazzi. Tuma, friarielli, salsicce, olive e cipolle. Ora chi magari non sa ti dice che sono friarielli. E a Catania una pizzeria sola li fa, la pizzeria Family. Sì, ma tanta gente non sa cosa sono. Chi sono questi friarielli? Spiega cosa sono i friarielli, Gianni, vediamo. Sono i cimi di rapa. No, Gianni, no. Sono broccoli napoletani. Cima di rapa si chiamano. Ah, sì, si chiamano cimi di rapa. Allora sono ignorante io, sono ignorante. È normale, a Napoli si chiamano in un'altra maniera. A Catania si chiamano in un'altra certo. maniera. Ma senti, ti vuoi sedere? Siediti. Mi scaldo, onestamente. No, sono collaudate le sedie. Stefano Rio ha collaudato, che voglio salutarlo caramente. Popcorn, che poi non ho capito perché si chiama. Senti Popcorn. Gianni, allora il Vezzosi Story racconteremo un po' tutti i passaggi della vita di Gianni Vezzosi. Entreremo nella Quante vita... puntate siamo insieme? Siamo 8 puntate. Quindi non mi fare tutte le domande oggi. No, vabbè,
scontato, Gianni. Lo possiamo dire, programma ideato proprio da Antonio Sotera, dove racconterà in 8 puntate tutta la storia di Gianni Vezzossi. Anche se hai messo un bel titolo. sì, anche se non basteranno 8 puntate per raccontare tutto quello che hai combinato ma mica nella tua io ti vita. dico tutto, cioè voglio dire, ti dico un po'. Senti, facciamo una cosa, stravolgiamo la scaletta. Prima di iniziare a raccontare un po' la tua storia, facciamo un pezzo, dai, cantami una canzone, poi rientreremo, racconteremo un po' della tua storia e poi passeremo al primo ospite della serata. Tu sai dove sono Guduria sempre. Un Niente, saluto a lasciala tutti, così, Gianni, lasciala così. un saluto a tutti i detenuti, innanzitutto. A tutti gli amici, soprattutto gli amici di Palermo, oggi sono stati in tanti a festeggiare. Palermo, abbiamo tante cose da dire anche su Palermo. 8 puntate tutti i martedì. Tutti i martedì dalle ore 21 in poi saremo rigorosamente in diretta, ragazzi. Adesso sotto passerà il numero di telefono, potete chiamare e interagire insieme al maestro. Ma ti piace come sono vestito? Mi piace, Gianni, finalmente Prima tu... linea Graziano, un grosso bacio. Sì, infatti anche a me veste Graziano. Ma ammazziamo Salutiamo col sonno. in via Duca degli Abruzzi, grande Graziano. Ciao Graziano, un bacio a tutta la fidanzata. Finalmente mi hai fatto togliere la cravatta bianca, bravo Gianni. Sono 20 anni che ogni volta che presenti c'è sempre questa cravatta. Ma quello è Antonio Sotera, la cravatta bianca. Ho capito, però bisogna stravolgere un po'. Senti, dal dietro le telecamere mi dicono fai cantare Gianni. Sai dove ci troviamo qua? Sì, Si può dire, vero? certo. Questi erano gli studi della grande GS Record. Per te è una famiglia molto importante, il Io negozio. Vi potrei buttare a tutti quanti fuori e dire che questa è casa mia. È vero, è vero. Era. Posso fare partire un applauso? Facciamo partire un applauso per tutto lo staff della GS Mi Record. ricordo che qui c'erano dietro di me dei bancari con tutti i CD, anzi prima ancora le musicassette, e c'era un posto qui che io dove mi appoggiavo e il mio grande discografico che sta nel mondo della verità, il signor Pietro Sant'Onofrio, che io amo tantissimo e voglio mandare un bacio a tutta la famiglia, e dove ci sono adesso loro, che c'era il suo posto e io mi ricordo avevo 22 anni, 23 anni quando ho iniziato a fare parte della famiglia della GS e non entravo mai perché mi vergognavo, perché dentro c'era Natale Galletta, che salutiamo, Angelo Mauro, Angelo Cavallano, Salvo Nicolosi e quanti altri, scusate, Salvo Dadone, che salutiamo. E io, siccome mi sentivo piccolino, ero piccolino, avevo vergogna di questi grandi artisti e mi stavo sempre fuori, no? E mi diceva, questa è l'altra cosa che tu non sai, Pietro Sant'Onofrio e Ignazio Lofaro con tutta la gente, ma perché non entri? Io non entravo perché avevo un po' di vergogna delle mie mani, perché lavavo le macchine e allora tutti avevano tutto abbrillantato e giuvellato, mi parevamo Ronnie Pompei, mi parevano, no? Tutto quanto tutti vestiti per bene, no? Io avevo un vestito Natale, Pasqua, Epifania, cioè lo mettevo sulla domenica, no? Cioè tu non c'era bisogno che dicevi oggi è domenica, basti che vedevi a me e dicevi oggi è domenica, perché ti riportava la domenica, e non entravo perché avevo questo timore. E una persona che mi ha convinto poi è stato lui, Natale Galletta, che io voglio mandare un grosso bacio a lui e tutta la sua. Ok Gianni, fermiamoci qui. Adesso cantiamo un brano dedicato. Ma sai qual è il brano? Lo facciamo dopo Ma tu lo sai qual è? No, dimmelo adesso tu. È proprio dedicato a lui, a Pietro Sant'Onofrio. Grazie a tesoro. Va bene. Quale brano vuoi fare adesso, Gianni? Quale brano Grazie iniziamo? a tesoro. A cantare Gianni Vezzosi. La gente che c'è su ti parla, sulla cocchi cazzi la te sanno fa, quanta vila chi la su li fa la sida, ormai vecchio non può più manca cantare, para ieri quando cominciai a lo fa, grazie a Roma che ti mi ha fatto incontrare, se ne è giunto mi è venuto a malucca, in nessuno me ne sempre a me parlare. Torna ancora più forte prima, io che ti faccio bisogno, io faccio creato Vezzosi, così non va pronta.
fare mai che sti in mano, scrive in un terreno mai. Dalla giornata 20 anni emoziona sta gente, e che ti ha parlato male, chi da ritte casi senza voce, a una risata perché sono gelosia, ma ricordo sai tutte cose, siamo un figlio tuo che non t'arata. Se mamma mangiate e dormiva, marita sa l'eccezione. Non c'è stata la presente di due, sulla neve che ho paura sai ma stiamo là, sa l'umito ma che c'è, qualche cosa mi ricevo tu una rete, parla ancora più forte prima, io per che ti faccio bisogno. Io faccio creato pezzosi con solo da pronta. Non fa fare mai che sti in mano, scrive in un terreno mai. Dalla giornata vita emoziona sta gente, e che gli ha parlato male, chi da ritte casi senza voce. Fatto una risata perché sono gelosia, ma ricordo sai tutte cose, siamo figlio tuo e non t'arata, non siamo mangiati e dormiva, ma rita sa l'eccezione. Scrivere un terreno mai, dalla giornata di vita non emoziona sta gente, e che ti ha parlato male, chi da ritmo quasi senza voce, fatto una risata perché sono gelosia, ma ricordo sai tutto siamo figli tuoi e non siamo mangiati e dormivamo, di tanta decisione. Ciao Giuseppe, un grosso bacio, fratello, per fede e per passione. Su questo brano voglio salutare la famiglia Battiato, nonché la famiglia Badessa Currò. Saluto anche tutti gli amici che mi hanno richiesto tutti i tuoi brani, man mano io dirò i loro nomi. Allora Gianni, io ti ho portato un ospite prima di iniziare questa avventura nel mondo. Sì, ce n'ho tanti oggi stasera. È bravo. È bravissima. Devi pensare che io in altre trasmissioni televisive l'ho definita un gioiellino azzurro, del mondo rosa, partenopeo. È rosa. Una grande voce. Nonostante la sua giovane età, Gianni Aleggia ha fatto tante cose belle. A me fa piacere, si è fatta conoscere ovunque. Sono anche uno scopritore di talenti, tu lo sai, no? Ma lei è particolare. Come che mando un grosso bacio alla mia nuova produzione, Chiara Raccuia. Chissà se ne possono nascere ancora tante. Ciao caro, un grosso bacio a te papà, a Umberto. Chissà se ne possono. Io vado a me interessano delle voci importanti di produzione, poi bezzosiando, capito? Ok, come allora, si chiama? Lei si chiama Desideria. Vieni Desideria. Buonasera. Benvenuta tra noi qui qua al centro insieme al maestro. Buonasera Gianni. In tutto splendore, poi tra l'altro bella. Io stono vicino a lei, vedi, stono. Sì, infatti lo tiene. Ok. No. Sei andato veramente, no? Sto scherzando, sono qui. Allora Gianni, come ti dicevo, io lei quando lo conobbi nelle prime sue uscite, ho studiato, io ho le scuole alte. Gianni, sì, andavo a terzo piano. Io ero sempre il primo. La domenica che ci volevo andare era sempre chiusa. E io che ero proprio la classe a fare merenda. Figurati. Allora, come ti dicevo Gianni, io quando ho scoperto questo grande talento gli diedi subito un nome. Ho detto tu sei un gioiellino del mondo partenopeo. Ti auguro tanta strada. E lei ne sta percorrendo tantissime. Dimmi, quante canzoni hai fatto? Io già ho 18 brani.
18 brani. Io ti conosco. Allora Gianni, tramite- Certo, siccome noi ci incombe conosciamo. la pubblicità, facciamo subito cantare Desiderio e poi facciamo qualche Ma domanda aspetta dopo. un attimo. Va bene. Aspetta, perché tutta questa. Perché incombe la pubblicità, per questo. Perché c'è la pubblicità? Ricordiamo che siamo in diretta. Ah, sta scoppiando. Allora, riceviamo la prima telefonata insieme a Desiderio. buttiamolo, sta buttalo. Non l'avevo capito, vai, facevano vai. segnali. Cioè, io sto parlando con Desiderio, cioè, voglio dire, la pubblicità. La pubblicità, aspetta. Alfio, non me ne vuole. La pubblicità, aspetta, no? Sì, innanzitutto io volevo dirti che sei davvero bravissimo. Allora, andiamo con la prima telefonata. Pronto? Oh, aspetta, Ciao, buonasera, sono Vanessa da Messina. Mannaia, Buonasera. mannaia. Ciao Vanessa. Buonasera. Buonasera. Di dove Gianni, sei, Vanessa? volevo se potevi dedicargli la canzone a mio marito, Sei però Tutta vita con te. voglio stare tutta vita con te, perché ho bella casetta per te, è troppo cara. Dicevo prima, un bacio a Messina, Emozioni da brividi proprio. io ti Gianni, ringrazio bravissimo. e ti mando un grosso bacio a te e tutta Messina, un bacio alla famiglia Cuscina Grazie. anche. E volevi dire qualcosa? Ti mando un grosso bacio a lui, ti auguro una buona notte. Te dico Ok, grazie. al marito. Seguici, marito. però. Ok, continua a seguirci, siamo in diretta fino alle ore 23. Oh, cos'è tanto? C'è un'altra telefonata, Salvo? Ah, qua devi chiudere, devi essere più veloce, Salvo. Se ce l'hai la puoi mandare. Pronto? 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 Sì, ciao. Chi sei? Pronto? Sì, ti sentiamo. Mi sente? Giovanni, mi senti? Forte e chiaro, chi sei? Giovanni, Maurizio sono. Maurizio chi? Maurizio, l'amico di Giovanni, l'amico militare. Ah, Maurizio, ciao Maurizio. Come stai, Gianni? A posto, no, c'è cavolo, si sta bene, si sta Avevi bene. capito chi sono, no? No, te lo dico io, non l'ho capito. Maurizio, Giovanni, Maurizio, siamo stati insieme là a Taranto. Quanti anni fa stai parlando, Maurizio? Di quanti anni? No, Gianni, che dati? Maurizio, allora, Aspetta, ritorniamo indietro, ecco, torniamo indietro. aspetta. allora, tu che hai la mia stessa età, che abbiamo fatto la visita al militare insieme, no? Maurizio, sei tu il mio Maurizio Gheddafi, il mio Maurizio di San Giovanni Calermo. San Giovanni Calermo, bravo. Sei tu? Bravo. E io ti mando un bacio a te e tutta la tua bella famiglia. È tutto San Giovanni Calermo, est, nord, sud e ovest. Chi sono? Era Giovanni. Certo che adesso mi ricordo, e come non mi difendevi, Giovannino. mi facevi cantare alla caserma di tanto, canta, Bravo, bravo Giovanni, ma ti ho visto qua in diretta e subito ti ho chiamato. Me la Gianni, che canzone cantavi a militare? Che canzone cantavi a militare? Lui mi faceva cantare, io non cantavo ancora perché poi ho fatto il militare, ho fatto il cantante perché non ho fatto il militare, ho fatto la visita, poi mi è arrivato il congedo e poi mi ha scoperto una grande autrice. Ne parliamo dopo? Se io facevo il militare non cantavo. Ah sì? E lui mi faceva cantare. E già dove che correre abbastanza preparato. Quindi dobbiamo dire grazie anche a Maurizio, dobbiamo dire. Grazie a Maurizio. Sei stato colui che ha, diciamo, Poi spinto io- un po' Gianni. Ecco. Io sono stato sempre un po' pauroso nelle cose, no? Lì a Taranto la prima volta c'erano le persone che dicevano chi sei sotto Catania e io mi mettevo dietro Maurizio ora sei grande, ora hai 50 anni. e mi giusto? difendeva. Anche Deve tu fare c'hai 50 anni, 51. perché siamo fatti la visita militare assieme. Sei degli anni 70, voglio dire. No? Va bene, grazie Saluta Maurizio. mia nipote Sciaro. Sì? A mia nipote Sciaro, vabbè, poi saluto un altro ragazzo che non c'è, il papà di Sciaro, Che salutiamo. il papà di Sciaro che si chiama Cristian, ti mando un saluto, tutto qua. E poi io ho chiamato soprattutto perché c'eri tu in diretta, perché ti volevo sentire. Non me ne volete per questo. Capito? E mi canti l'Uranica. Ti saluto Maurizio e ti mando un grosso bacio. Grazie per averci Anche chiamato. io ti voglio bene. Va bene, Dopo stacchiamo un ci attimo le vediamo. telefonate e direi di fare cantare Desiderio. Che dici Gianni? Sì, che cosa canta Desiderio? Allora, io voglio presentare un mio brano diverso dal genere che canto io. L'hai scritto Diciamo. tu? No, questa qui non l'ho scritta io. Chi la scrive? Possiamo Il dire mio autori, autore, qua tutto, sì, arrangiatori, Junior Luis. E le mando un fortissimo abbraccio. produzione. Allora, voglio salutare anche tutta la Sea Musica
Giuseppe Sandonocito. Ci associamo a questi saluti. Sì, e tutta la Sea Musica. E anche un bacio a Marcello Rapisarda. Ciao Marcello! Ciao Marcello. Allora, facciamo una cosa, io Vai Gianni, vai. Allora a cantare per voi Desideria. Desideria spacca il flow. Desideria. Si commoviendo, non te lo sento. Quando mi guardi non capisci più niente. Faccio tutto io, Gucci e Dior. C'è una vita esagerata, compro Louis Vuitton. Si vende, non te lo sento. Quando mi guardi non capisci più niente. Faccio tutto io, sono originale. Da già di che come fa non eri niente male. Hey baby mettiti infilati, piacerebbe questa melodia. Non guardarmi così come fossi un'amica. Ti guardo dall'alto e mirami cica. Se avessi la voce la mia per capire le cose. Cioccolate e rose, vi vedo un po' scosse. Ballerine flush, dico cose e le faccio, non canto e basta. Tu molla la presera, scappa da me. Sono io Desideria, ti spacci per me. Io canto i miei pezzi come fa Beyoncé. Teso io non fingo quanto spacco, sore. Fate l'artista e poi faccio due note, piangete. Meglio sfilate con le calzerette. Non conti più nulla, desi te sienti. In giro mi dicono che non si niente. Non te lo sento, quando mi guardi non capisci più niente. Faccio tutto io, Gucci e Dior. C'è una vita esagerata, compro Louis Vuitton. Si vende, non te lo sento. Quando mi guardi non capisci più niente. Faccio tutto io, sono originale. Da già di che come fa non eri niente male. Niente, non te lo sento. Quando mi guardi non capisci più niente. Faccio tutto io, Gucci e Dior. C'è una vita esagerata, compro Louis Vuitton. Si vende, non te lo sento. Quando mi guardi non capisci più niente. Faccio tutto io, sono originale. Da già di che come fa non eri niente male. Ho la scorta di noi svogli poi ricco. Il successo e vincono le non fingo. Se ti fa che veste CNS si sente caliente. Sei fatta una storia ma non conta niente. Baby senti so che non ti offendi. Sono troppo trendy, non montarti scendi. Tu fai copie e vendi, nei tuoi sogni appesi. Sono Desideria, tu sei solo un fake. Mi ricordo quello che dicevi. Mi facevi complimenti per come cantavo. Sei più falsa di tu e le comprati sul mio nome. Sono sincera, il primo giorno non me l'aspettavo. Oh sì, se mi guardi ti sciocco. Rimani fissa come un pezzo di stocco. Se canto stasera comincia la festa. Sono la regina che si manifesta. Ambarabacci cocco, Desideria spacca il flow. Sono io l'originale, come fa non eri male. Ambarabacci cocco, Desideria spacca il flow. Sono io l'originale, come fa non eri male. Viendo, non te lo sento, quando mi guardi non capisci più niente. Faccio tutto io, Gucci e Dior. C'è una vita esagerata, compro Louis Vuitton. Si vende, non te lo sento, quando mi guardi non capisci più niente. Faccio tutto io, sono originale. Da già di che come fa non eri niente male. Niente, non te lo sento, quando mi guardi non capisci più niente. Faccio tutto io, Gucci e Dior. C'è una vita esagerata, compro Louis Vuitton. Si vende, non te lo sento, quando mi guardi non capisci più niente. Faccio tutto io, sono originale. Da già di che come fa non eri niente male. Adesso presentiamo un altro brano dal titolo Amore Amore. Ehi, Desideria.
Desideria, va bene, Grazie Desideria. mille, Io Antonio. spero di rivederti presto nelle altre puntate del Anche io lo Vezzosi Story. spero. E anzi ti ringrazio per avermi invitata qui stasera. Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Salutami papà, la mamma e tutto il tuo gruppo Sì. che ti sta dietro. Io Ciao ne voglio Desideria. approfittare per salutare Certo. appunto i miei genitori e anche salutare a tutti i miei fan che mi stanno seguendo qui oggi. Ok, ciao Desideria, alla prossima. Allora, aspetta, arriva il maestro, ti vuole salutare Gianni Vezzosi, ecco. Gianni, questo è il tuo, questo è il Non tuo. facciamo confusione. Rimani qua, Desideria, ecco. Un bello Anche una bella, sound. guarda, bella voce, grande distanza di allontanate, sicurezza. fuori, Antonio. Grande padronanza anche di palco, quindi complimenti, è completa, è pronta per Grazie, calcare i Antonio. grandi. Io a parte questo lo faccio poi con tutti gli ospiti, quell'altro. Siediti un attimo. Allora, mi hanno detto, ma mi è arrivata una nasiata, a Napoli dire una ventata, che tu conosci e ti piace una mia canzone. Sinesco pazza, volesse Quale? fermo tempo. Maestro, volesse fermo tempo. Vuoi iniziare? Da poco. dai. Inizio io? La vogliamo dedicare a chi? A mio papà. Papà. Inizia tu. Come fa? Sono due tonalità diverse. Strofa e l'orello. Come? Guarda, no, non è la mia tonalità. Guarda ma mi vedo sto caso, non riesco a respirare se tu sai mamma. Ti manca sempre quando dormo se voglio che ci fanno sempre sbagliare. Ciao padrino, un bacio alla famiglia Scuderi. Ci sei? Alziamo maestro. Sto sbagliando ma che sbaglia fa. Ti voglio sempre Volesse fermo tempo quando sto con te, perché in questa vita niente prima te. Asciutto tu che spocchio, vieni a stringere tu con me. Sto sbagliando ma che sbaglia questo amore che mi fa scivolare. Questo amore che mi fa scivolare. Volesse fermo tempo Volesse quando fermo sto tempo con quando sto te, con te. perché in questa vita niente prima te. Asciutto tu che spocchio, vieni a stringere tu con me. Sto sbagliando ma che sbaglia questo amore che mi fa scivolare. Volesse fermo tempo quando sto con te, perché in questa vita niente prima te. Asciutto tu che spocchio, vieni a stringere con me. Vieni a stringere con me. Volesse fermo dire. Grande! Questa è la prova del 9 poi, no? Solo emozioni. Sei unico. Al Vezzosi Story, complimenti. Dai, io poi la rivoglio qua nell'altra puntata. No, rimanete con noi, sai perché? Sì. Perché adesso sai cosa c'è? Quello che rompe sempre le La palle. pubblicità, rimanete con noi, non cambiate canale, rimanete con noi. pubblicità rompe le Antonio, prima scatole. della pubblicità io vorrei dedicargli una mia canzone a Gianni. Gliela posso Subito, adesso? dedicare? Sì, Siamo, adesso. lo possiamo fare? Sì, No, sì, a sì, cappella, sì. a cappella. Rompiamo. Gianni, sei bellissimo, bello, tu sei troppo bello, sei quello perfetto che vorrei, ti giuro amore, che sono pazza di te, sei bello, giuro troppo bello, quando passo che tutto il quartiere già ti sa, te voglio assomigliare. Amore, tu dici che sono brutto, che sono vecchio, hai visto? No. Senti Gianni, allora ascoltami, il telefono sta scoppiando. Io Vabbè, dai, vi prometto, mandiamo la pubblicità. vi prometto che dopo la pubblicità risponderemo alle vostre telefonate. Voi rimanete con noi, non cambiate canale. Sempre qui. Una buona serata.
caldo alle porte? Non farti cogliere impreparato. Centro Bevande Sapone Più, via Gallatiotto 167, Catania. In offerta acqua rocchetta, acqua Fiuggi, Tennent's, Santero vari gusti, Amaro Unimaffisso. Centro Bevande Sapone Più, via Gallatiotto 167, Catania. Servizio a domicilio gratuito 095 81 88 674 389 87 80 581 328 08 68 994. Sapore più! Che volete più? Stanco del cibo spazzatura? Voglia di qualcosa di buono e genuino? Chiama Pizza Family. Pizze scacciate, pane condito, focacceria e stuzzicheria. Impasto lievitato 48 ore, ingredienti sempre freschi e le mani sapienti della famiglia Sutera. Questa è la ricetta speciale di Pizza Family. Pizza Family, via Caduti del Lavoro 8B, Catania. Servizio a domicilio gratuito 095 43 45 10 oppure 339 20 99 806. Seguici su Facebook e scopri tutte le nostre promozioni. Pizza Family. Ma tu voleva pizza, 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 capummaro l'angoppa, capummaro l'angoppa. Ma tu voleva pizza, 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 capummaro l'angoppa, pizza e niente più. Macelleria Sapore di Carne di Carmelo Masci e Figli. Polleria, carni, preparati con ingredienti sempre freschi. Macelleria Sapore di Carni si trova in via Gallatiotto 19, pressi Piazza Duca di Camastra a Catania. Telefono 348 98 41 103. Macelleria Sapore di Carne di Carmelo Masci e Figli. Sapore di carne, tutto un altro sapore. Però La Bottega delle Idee, ampia scelta di borse, casalinghi, oggettistica, giocattoli, articoli per animali, bigiotteria e idee regalo. Bottega delle Idee, via Caduti del Lavoro 136/D, Catania. Servizio a domicilio gratuito. Telefono 333 900 54 75. La Bottega delle Idee, un mondo di idee. A proposito, puoi pagare anche con il reddito. Oh gas, oh gas, ti ha ancora dato sì, io amo oh gas, oh gas, chi mette saperito tuo potta. Sì, ma dove si trova però? Si trova in via Caduti del Lavoro. Picanella do suonaria, angolo via Petrella 41. Il numero di telefono qual è? 351 e 27. E poi 685 e poi 18. Lo faccio subito. Oh gas, oh gas, oh gas, oh gas. Beh, che già fatto? Quando vanesse su non mi aggrava. Sea TV. Grazie. 21:48 minuti rigorosamente in diretta qui degli studi della SEA TV con il Vezzosi Story. Io voglio ringraziare tutti gli sponsor. Abbiamo avuto un piccolo problema con uno sponsor, però mi dicono dalla regia che domani verrà sistemato. Quindi saluto tutto lo staff della Bottega delle Idee. Ecco, c'è.
perché dalla bottega delle idee si può pagare anche con reddito di cittadinanza. Quindi mi raccomando, ringrazio mio cognato, mia sorella e voglio ringraziare tutto il mio staff della pizzeria Family, nonché mia moglie che oggi mi ha sostituito alla grande alla cassa. Saluto anche la piccola Siria, tutto lo staff, i pizzaioli, i portapizza, sono davvero tanti. Ciao Alessandro, ciao Martina, saluto anche mia mamma che anche lei lavora con noi. Quindi bene, non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo nuovamente in musica. Voglio presentarvi questo giovane talento del mondo partenopeo, un emergente, già sta lavorando al suo secondo singolo. Lo voglio presentare e accogliere insieme a voi. Lui è Antonio. Vieni Antonio. Buonasera, ciao Antonio. Allora Antonio è il nostro pupillo, nonché anche nipote di uno degli nostri sponsor. Voglio salutare e ringraziare tutti gli amici, la famiglia Lecce. Voglio salutare soprattutto tuo zio. Puoi parlare, ce l'hai aperto il microfono? Sì, saluto mio zio Alfio. Sì, teniamo distanza ragazzi, teniamo la distanza. Ecco. Salutiamo tuo zio Alfio, lo dico io. Mia moglie e tutta la mia famiglia. Allora Antonio, tu stai lavorando al tuo secondo singolo, hai già uscito il primo che è stato un grande successo che porta il titolo A te. Stasera ci proponi questo? Sì. Bene, allora parleremo anche dopo, intanto proponiamo questo brano a tutti voi che ci ascoltate da casa. Continuate a chiamare, adesso entrerà il maestro Gianni Vezzosi e risponderemo alle vostre telefonate. A cantare Antonio. Ci manca, stiamo male noi tutta la famiglia. Su passate già 4 anni, ma noi ci pensiamo ancora. 19 aprile tu mette, chi l'ha dato non si può scordare. Ci manca, stiamo piangendo, stiamo soffrendo. Chi soffriva con noi ci lasciava. Era ancora una creatura per volare donna tu non me la croce a te da me si croce. La mamma soffre non c'è la pace, sapendo che sta figlia sua ha perduto la vita. Io che sto cantando da sozzia, sperando che ti arriva paradiso che tiene. Le tutte io non la vorrei con la mente, ma sente che lo mare per che ce la sto cantando di la 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 la. Sapendo che sta figlia sua ha perduto la vita. Io che ti sto cantando ti so zio. Sperando che ti arrivi un paradiso a te. Le tutte io non la veniva con la mente, ma sente che lo mare per che ce la vede. Ci manca vita mia, io che sto cantando da sozzia. La 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 la. Aprile, chi l'ha dato non si può scordare.
Quando tu c'è la stato, ci manca assai vita mia, ci manca troppo assai, ti voglio bene vita mia. Straordinario Antonio, ma io guarda da chi ti voglio fare dire che sei stato veramente molto bravo. Il maestro Gianni Vezzosi, eccolo che arriva. Che succede maestro? Che succede? No, mi sembra un po' la signora vestita di nero. Allora Gianni, che te ne sembra di questo ragazzo con grande voce? Intanto voglio salutare Alfio. Mi associo a saluti. Senti, Alfio, Umberto. soprattutto Alfio e Umberto ci hanno Mio mandato, padrino, Santo Alessio. ci hanno mandato un regalo che dopo. Chi te lo mandarono? Ecco, e dopo. Guarda, sta per arrivare. Tu nel frattempo parla, continua a parlare. Queste cose belle. Senti, quando. Però un consiglio, no? Quando si canta senza giubbotto. L'ho detto. Ok? Va bene, a chi vuoi ringraziare? Dai, io lo so, a Giancarlo Vezzosino, mio figlioccio, poi a Stuto. Sì. Sì o no? Sì, ringrazio. Allora Gianni, guarda cosa arriva. Questo è per te. E questo è per me, perché devi pensare. Ma solo che... Alfio può fare queste perché cose loro sono, insieme. loro sono esclusivisti della Santero. Come si chiama? No, Sapone Più. Sapone Più, che vuoi più? Prima pure lo champagne, qua. Guarda, loro sono esclusivisti Santero, prezzo eccezionale, solo 6 euro. Ma questa quindi... è pubblicità però. E allora lui è uno dei nostri sponsor, quindi. Ma è doppia pubblicità. Quindi ci dobbiamo fare il doppio cachet, che dici? Ci andiamo domani mattina. Dobbiamo farla tripla. Va bene, dopo la apriremo alla salute di Alfio, di Samantha, salutiamo tutto lo staff a Lecce. No, una cosa che mi piace è nello spottino pubblicitario che non c'è Umberto, la cosa più bella. Che non ci sei tu, Umberto, poi ha visto lo spottino pubblicitario, ha detto ma come mai non ci sogno? Grande Umberto, ciao Umberto. Un bacio, vabbè, dopo la apriremo e grazie per i regali, grazie per i regali. Un bacio. Te lo conservo Gianni. Oh, io ci vado, mi trovo bene e continuo ad andarci. Che voglio? Chi fu? Allora, rieccomi. Allora, noi salutiamo Antonio, ci rivedremo la prossima puntata. Va bene? Ciao Antonio, saluti tutti. La prossima puntata sarà ospite nuovamente. Bene. Senti Gianni, io devo dirti una cosa. Oggi pomeriggio alle ore. Non mandare vuole soldi e sigarette perché non c'è. Me li dai dopo. No, non ce n'hai. Vabbè, con te non c'è problema. Segno io, non è un problema. Giorno. Come fanno tutte poi. Ascoltami, alle ore 18 stasera ho avuto una grande notizia a casa mia. Perché mio figlio. Sì, lo so, il palloncino, diventi nonno, non si per sa. Per la seconda volta. Femmino maschio. Si è saputo un altro maschietto, si allarga il maschietto. Quindi facciamo auguri a Danilo e a Deborah e al nonno. Auguri, ma non ti aspettare molto. Perché? Perché le femminucce. Lo so, io la mia piccola principessa Siria, lei fa per tutto, quindi tu sai. Questo è un altro bene, un amore diverso. Sì, i nipotini vediamo, in particolare. Vediamo, sì. È la figlia di tua figlia? Senti, allora qui ci menano distanziamento. Infatti io direi tu è la figlia di tua figlia? No. No. Figlio di mio figlio. Figlio? Di mio figlio. Ma dici che è femmina? No, è maschietto. E tu non hai avuto mai questa emozione? No, l'ho provata già col primo, il mio nipotino Cristian, maschietto pure. Non vedi i tuoi figli quando erano piccoli? Certo, io amo mio nipote come. E rivedi tuo figlio quando era piccolo. Senti, come io. Mi saluti Simone Bonfiglio. Ma devo stare un po' chiudere. Bonfiglio Simone. Ciao Simone. Allora, un grosso bacio. Allora, Gianni, che vuoi? Raccontiamo un po' di dove è la mia carpetta? Dove è andata Facciamo un po' di. Come si chiama? Mirabella, come si chiama? Un bacio a Francesco Accardi. Ciao Ciccio. Ciao. Allora Gianni, raccontiamo un po'. C'è qualche telefonata, Salvo, prima che inizio? Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Ciao, chi sei? Sono Gabriele da Palermo. Salutiamo tutti gli amici di Palermo. Un bacione. Lei stava dando la trasmissione a mamma cucino già nelle cose. Certo. Saranno con tutto piacere. Un saluto Gianni. Ciao carissimo amico mio. Guardate come gli brillano gli occhi a Gianni quando si parla di Palermo. Quando io sento Palermo, purtroppo questo lockdown, questa pandemia non mi fa arrivare fino a voi.
Ma quando è viene Gianni? Il 26 giugno. Il 26 giugno. Teatro, siamo in teatro, Gianni. Teatro. Da dove chiami da Palermo? Qual è il quartiere? Dallo Zen. Madre mia, uno a giorno cresciuto, in tacchi del quartiere che chiamano Zen. Già 12 anni crescivo e casco la strada imparava a capire com'è difficile. Guido Spinatti racconta un bacio a tutto lo Zen, vecchio e nuovo. Mi facessi venire una piatta, proprio mi facessi trasere proprio un sangue. mio! Salutiamo tutti gli amici di Palermo, dai. Un bacio. Passiamo alla prossima telefonata, Salvo. Ciao. Ricordo il 26 giugno, sì, saremo a Vito Zappalà. Teatro Vito Zappalà, Mondello all'aperto. C'è un'altra telefonata in concerto. Arriva. Un grosso bacio a Totò Buongiorno. Pronto? Ciao Domenico Spadano, frate mio tesoro. Chi sei? Mi senti? Sì, ti sento, chi sei? Ciao, sono Nicolas da Siracusa, ti ricordi? Io Nicolas, certo, un bacio a tutta la famiglia Cassia, alle case parcheggio. Oh, hai una memoria pazzesca, Gianni. È una bellissima memoria. Io due cose c'ho buone: la memoria e l'altra mascotare. Gianni, lo sai, sei sempre il numero uno, Giovanni. Senti, vuoi ascoltare qualcosa di Gianni? Chiedimi qualcosa in diretta, dai. Un bacio alla famiglia Cassia. A me le canzoni di Giovanni, guarda, mi piacciono tutte, ci sono cresciuto con le sue canzoni. E chi non è cresciuto con le canzoni di Gianni? E cresciste buono. Giovanni, dedicami una canzone a me e tutti gli amici miei delle case parcheggio. Hai visto casa parcheggio? Io magari forse la prossima settimana avrò l'onore e il piacere, se è possibile, di avere il mio fratello Davide Cassia qui. Faremo qualcosa bene. Lo salutiamo perché è fuori per lavoro. Allora appena rientrerà sarà un nostro ospite. Intanto un bacio a Davide, a tua moglie, ai tuoi bambini, ai tuoi cugini, a tutti. Va bene, Giovanni, Nicolas, ci penso io, non ti preoccupare, perché a Siracusa c'è nato un grande artista. Sì. Chi è? Per me ci sei sempre. Chi è l'artista che ci invidia tutto il mondo, che è nato a Siracusa? Carmelo Zappulla. Quando si dice Carmelo Zappulla, che mandiamo anche un grosso saluto a tutta la famiglia, perché non è stato neanche tanto bene negli ultimi tempi. Quando si parla di Zappulla, t'ho passato sempre sola, mentre passa per notte voglio mandare un bacio circolare a tutta Siracusa. La prossima puntata penserò un po' più a voi. Un grosso bacio ai ragazzo della Giudecca. Ciao carissimo, un bacio a Siracusa. Allora Gianni, senti, parliamo un pochettino di te. Dopo riceveremo qualche altra telefonata. Siedi Gianni. A parlare di mie. Sì, abbiamo tanto da raccontare, quindi no, abbiamo tanto da svergognare. Vediamo un po'. Allora Gianni, 18 settembre 1970. Arriva Giovanni Vezzosi. Gianni, voglio subito sfatare un tabù. Tu sei nato a Milano o a Catania? Catania. C'è un motivo perché sei nato a Catania, perché nonno Vezzosi, quando ha saputo di questa gravidanza, ha detto: so sa chiamare Gianni Vezzosi? Sei maschio a nascere a Catania. Chiede, una cosa che io, Gianni Vezzosi, nato a Milano, non ci mettete manco come nome. Quindi cosa succede? Che mia mamma a 8 mesi di gravidanza chiama mio padre e ha detto: mandami a Maria, la mia mamma, a Catania. Ma papà giustamente ma a Maria a 8 mesi, allora non ci mettono per nome. Allora a quei tempi guai. Come
Come si chiama nonno tu? Tu sei figlio, cioè, fammi capire. Nonno tu come si Antonio Sotera si chiama. perché loro ci tenevano e si ti chiamava Vecchio stampo, sì, è vero. Antonio Sotera nato a Siracusa. Nonno diceva non ci mettere manco per nuovo. Quindi mamma poverina con la sua pancia, papà lavorava sul treno Milano-Catania che ci stava 100 ore. Quindi arrivi a Catania, nasce Gianni Catania, Vezzoli. mio nonno va a prendere la mamma, dopo un mese, grazie alla levatrice, si chiama Levatrice, sì. la Massimino, Ne ha fatti nascere tanti, eh? dici è mascolo. Quindi mio nonno, vede che avevo perché non c'era ancora l'ecografia che tu non c'era neanche il parto in ospedale. Sì, io sono nato in casa in via Saturno numero 8, tutto coso con 8. Infatti, però Gianni, cosa succede? Tu nasci dopo poco tempo, pochissimo tempo, deve ritornare mia mamma a Milano, è normale, no? Cresci a Milano, Gianni, che ricordi hai di Milano? Tutto, asilo, e mi vedo spuntare il mio nonno a Milano, perché lui non voleva che io andavo a Milano, no? Me lo devi lasciare qua. Dice, ma come ti lascio? Ed è venuto lui. E sai cosa mi ha portato all'asilo nido quando avevo 3 anni? Non avevo chiuso. Dice, era un pozzo, me ne potete stare in pozzare. Crescevi nella grande povertà, voleva ma non lo poteva avere, guardava i magazzini della città, papà che lo cappotto non poteva avere, per tutte le compagnelle in da scuola mi guardavano malamente, cioè, ma voi chi sono? Figli di sciuri, figli della povera gente. Chissà da grande che fine farà. Che può fare? Chi sto figlio che va? Chissà dove sta? Faceva dolorezza, lo guardavo, crescevi dalla brutta che può fare? Tu devi scarpe rotte per pazziare, faceva dolorezza, lo guardavo. Basta adesso. A posto. Nato a Catania. Sì, è per questo che poi nasce questa canzone. Gianni, dopo all'età di 13 anni ritorni a Catania. Sì, nell'82. Ma posso dirti una cosa? 9 figli, se non vado errato, 7 femminucce e 2 maschietti. Ne hai scordato uno. 10 siamo allora. 8 femmine e 2 maschi. E 2 maschi. Non era facile a quei tempi. Questa è la domanda che dovessi fare a papà, che è stato qui ospite da Marco Fabiani, che io saluto caramente. Sarà nostro ospite. Ciao, anche Marco. qui là. Sarà nostro ospite Questa anche qui là. domanda lui, la faremo a lui dice domanda. sempre vabbè, erano altri tempi, non c'era cittadinanza, non c'era niente e non c'era dice neanche la TV, però dice io non mettevo ma poi ma perché? Aspetta Gianni, ti interrompo, c'è una telefonata. No. Pronto? Non mi dire che è papà, no. Pronto? Pronto? Sì, ciao, chi sei? Sono Simona, Da dove ci chiami, Simona? da Milano. Da Milano, ecco, ci siamo collegati perfettamente. Ciao Simona. Buonasera. Ciao. Simona, buonasera. Buonasera. Io quando sento Milano mi viene Ciao. una cosa in canna. Saranno pochi freva smani, un altro po' grappo, per Milano. favore. Simona, da dove chiami? Da Milano dove? Che ridi? Ciao. Da dove chiami? Milano, da dove? Zona, da quale? E che ho? Ride? Perché? Così, perché Milano è grande, no? E salutiamo tutti i Milano. siciliani, i pugliesi, tutto il sud che si attrae. Va bene. Ah, ci ascolti sul Da telefono. Milano. Ho capito, da Milano, ho capito. Del Duomo.
Sì, dal Duomo. Duomo? Ma quale Duomo? Duomo? Come? Duomo? Duomo. Dal Duomo di Milano ci chiama. Dove ci sono i piccioni. Sì. Un piccione, tutte le colombe. Cosa posso fare per te? Cosa posso... Vicino al Duomo? Ok, abbiamo capito. Oh mia bella Madurina, che tu brilli da lontano. Sì. Tutta d'oro e piscinina, che tu domini Milano. Salutiamo tutti gli amici di Milano, ok. Senti Gianni, ritornando a noi, bevi pure. Facciamo capire che che non è finto, sta bevendo veramente Gianni. Però c'è una cosa dentro l'acqua. Cosa? C'è un... No, è pulito, è il riflesso del c'è bicchiere. una cosa... È vero, quindi cambiamo il bicchiere, c'è una piccola impurità. C'è Un'impurità. C'è fango. E Tieni. possiamo prendere un'altra... Maria... Un bicchiere di plastica magari. Maria dai. da Milano, noi ti salutiamo. Allora Gianni, 13 anni, ritorni a Catania, è stato facile? C'è un'altra telefonata. Allora, Pronto? a mia storia, allora, 20 anni, scusa, telefonare. Pronto? Che cosa devo raccontare io? Io mi sono Stai calmo Gianni, No, stai io calmo. direi di mandare la pubblicità di staccare la persone e basta più. Da Caltanissetta. Aspetta, chi sei? Ripeti chi sei? Un bacio da Caltanissetta, Patrozzo. Patanese ti chiama padrino, Sai chi è? Patrozzo, no, chi è? Vai. Chi è? Dimmelo tu. Dai. Peppe D'Agostino. Perché Peppe D'Agostino, che salutiamo, che ora abita a Caltanissetta. Non lo so, Peppe Sedia. Peppe Reale. Peppe Reale. No, Pappa Reale. Peppe Reale. Peppe Reale. Padrino, come stai? Sei grande, Mi fa piacere vederti che stai bene. Controlla se è pulita questa. Chi è acqua santa? Ecco, poi bene. Mi fa piacere che stai bene e sei un grande. Grande di età, Se vero? puoi- Hai passato già 50 anni, quindi sei grande. Quale vuole dire questo? Se puoi Ancora mi no, dedichi Gianni? qualcosa. No, ancora no? Dimmi cosa? Qualsiasi cosa, lo sai che io le tue canzoni sono la mia vita. Io sono Quale che la cresciuto con cantiamo te. insieme, dai, che la cantiamo insieme. Tu al telefono e io qua, dai, vai, quale? Forza. Quale facciamo? Quale Dai. facciamo? Decidi tu, le so tutte. E dinne una, dai. sape tutto. Una moglie o marito. Ok. Se non avete dorito. Capisci che è per non te già. Quando una moglie o marito. Non c'è niente di toccare. Perché stanno all'aspettare. E l'ho tenato fuori e senti un bacio a tutta Caltanissetta. Proprio per te. Ti voglio bene, Patrino. Poi dice che sulla TV c'è il ritardo, c'è le cose. Oh, noi siamo qua attrezzati. Qui Siamo c'è alla la grande. professionalità. Se c'era in ritardo, lui cantava in ritardo. Complimenti. Allora Gianni, 13 anni, ritorni a Catania. Non è stato facile ritornare Certo, veniamo da a lavare Milano. macchine. Cioè, voglio dire, Questo non lo sapevo, Gianni, racconta un po'. Cosa hai fatto? Ma è stato facile per te adeguarsi di nuovo in Sicilia, con i siciliani, con i No, catanesi? assolutamente, perché io avevo, come ti ho detto prima, io sono uno che ho molta paura, mi spavento ho molta paura, se vedo litigare io ho paura, sono un fifone, no? Sono un fifone e scappo. Come dice qualcuno, io mi chiudo a casa e non esco più finché non si scotta, no, un fifone della Madonna, un mammone, anche un mammone, mamma. Ancora tu pensa che a 8 anni chiamavo la mia mamma e gli dicevo: mamma, mi dai il latte? Figurati, un mammone. Io lo sono a tutto geloso a 45 di mia mamma. anni ancora sono mammone, quindi. Mio papà sai che diceva: che figlio mascolo da e poi invece arrivando a Catania è cambiata un po' la mia vita radicale, no? Io abituato a giocare a pallone nell'erba, qui un calcio al pallone e nell'asfalto, e mi rigugliavo tutti che c'è tutto rotto. Va bene Gianni, facciamo Sempre così. che fanno così, Mandiamo sempre in onda la pubblicità, ritorneremo col prossimo ospite. Va bene, lo presenteremo insieme, dai. Rimanete con noi, continuate voi a telefonare, prenderemo le vostre Ancora telefonate. pubblicità? State tranquilli. Certo, è l'anima del commercio, la pubblicità, quindi deve esserci per Alfio, forza.
Va bene. Alla tua salute. Rimanete con noi, non cambiate canale. Vezzosi Story. Spot. Il caldo alle porte? Non farti cogliere impreparato. Centro Bevande Sapone Più, via Gallatiotto 167, Catania. In offerta acqua rocchetta, acqua Fiuggi, Tennent's, Santero vari gusti, Amaro Unimaffisso. Centro Bevande Sapone Più, via Gallatiotto 167, Catania. Servizio a domicilio gratuito 095 81 88 674 389 87 80 581 328 08 68 994. Sapore più! Che volete più? Stanco del cibo spazzatura? Voglia di qualcosa di buono e genuino? Chiama Pizza Family. Pizze scacciate, pane condito, focacceria e stuzzicheria. Impasto lievitato 48 ore, ingredienti sempre freschi e le mani sapienti della famiglia Sutera. Questa è la ricetta speciale di Pizza Family. Pizza Family, via Caduti del Lavoro 8B, Catania. Servizio a domicilio gratuito 095 43 45 10 oppure 339 20 99 806. Seguici su Facebook e scopri tutte le nostre promozioni. Pizza Family. Ma tu voleva pizza, capummarola ngoppa, capummarola ngoppa. Ma tu voleva pizza, capummarola ngoppa, pizza e niente più. Macelleria Sapore di Carne di Carmelo Masci e Figli. Polleria, carni, preparati con ingredienti sempre freschi. Macelleria Sapore di Carni si trova in via Gallatiotto 19, pressi Piazza Duca di Camastra a Catania. Telefono 348 98 41 103. Macelleria Sapore di Carne di Carmelo Masci e Figli. Sapore di carne, tutto un altro sapore. Però La Bottega delle Idee, ampia scelta di borse, casalinghi, oggettistica, giocattoli, articoli per animali, bigiotteria e idee regalo. Bottega delle Idee, via Caduti del Lavoro 136/D Catania. Servizio a domicilio gratuito. Telefono 333 900 54 75. La Bottega delle Idee, un mondo di idee. A proposito, puoi pagare anche con il reddito. Sì, ma dove si trova però? Si trova in via Caduti del Lavoro. Ah, Picanella dove sono io. Angolo via Petrella 41. Il numero di telefono qual è? 351 e 27. E poi 685 e poi 18. Lo faccio subito. Oh gas, oh gas, oh gas. Beh, che già fa? Quando vanesse su non mi riagava. Bella tu. 22-17 minuti rigorosamente in diretta su Azzurra TV con il Vezzosi Story. Tanti ospiti. Grazie mille.
siamo ancora all'inizio della storia di Gianni Vezzosa e ne scoprirete delle belle. Ma voglio passare subito al prossimo ospite. Lei sta già lavorando al suo secondo lavoro discografico. Il primo è stato un vero e grande successo, Canzoni d'amore. Signori e signori, con noi stasera Sara. Buonasera, ciao Antonio. Ciao Sara, buonasera. Sara, prima di iniziare è un mio dovere fare gli auguri di buon compleanno a una persona speciale, a te cara. Sì, tantissimo. La nonna Sarina. Auguri nonna Sarina. Auguri. Allora Sara, un percorso un po' turbolento quello tuo, però sei riuscita piano piano a Ci risalire. fermiamo, partiamo, un po' saliscendi, diciamo. È stato un lavoro discografico veramente bello, scritto da Davide Rezzi, che saluto moltissimo. accompagnato da Marcello Rapisarda e Che saluto, la ciao Sera Marcello. Musica, Giuseppe Santonocito, Biscottino, Raffaele Gottardi. Ciao. E un po' tutti, diciamo. Senti, insieme a te ne voglio approfittare. Grazie Sara. Da Ne voglio approfittare per salutare anche il nostro gruppo di lavoro, nonché Franco Sì. Laudani. Sì. Sì. E Salvo Brillantino, che io saluto, ci stanno ascoltando. Ciao ragazzi. Sì, ciao a tutti. Allora Sara, stasera cosa ci fai ascoltare? Un brano che a Allora. te è molto caro. Allora, Che soprattutto in questa radio è molto richiesto. Sì, praticamente questo brano è la mia storia e ci ho lavorato tanto. Porta il titolo? Dinora Semmana. Le persone, un sacco di persone hanno richiesto di saluti, solo che sono proprio tantissimi. Guarda, io ne approfitto non riesco per salutare zio a Jack salutarli. In di caso poi Mineo. dopo facciamo i saluti perché sono davvero È vero, la in famiglia tanti. toscana, comunque dopo li daremo tutti. Allora, Davvero in tanti, so che sì. tu sei molto emozionata per questo brano, lo vuoi dedicare soprattutto al tuo marito Massimo. Sì, Mi associo Massimo. anche io a questi saluti. Sì, grazie. Io ti lascio la scena a te, signori, Grazie a mille. cantare Sara. Grazie. Il tempo passa, abbraccia chi su cuore chiagna. Un nuovo giorno che speranza che ritorna. Nata moda ma abbracciare e a vivere questa vita insieme a te. Ogni giorno io combatto questa vita per crescere queste creature senza te, senza ci fa manca mai niente. Però ci mancano le carezze tue. E sta condanni sto pavando insieme a te, senza m'arrendere. Perché sta forza tu sono io, perché la vita mia sei tu. Ora si manca più da non morire, perché sei la vita mia. Con cuore rinde in mano, e chi so che sempre in fuso. Spera noi giorni che sta vita può cambiare, perché noi abbiamo bisogno ancora di te. Non te non ne faccio male, ma in da casa mo ci mancano mari, ma manca tutto te. Pure chi lo va sempre in me ma a dormire. Ci manca tu, mamma manca tu. Aspetta che lo giorno per tornare a passare. E sta condanna sto pavando insieme a te, senza m'arrendere. Perché sta forza tu sono io, perché la vita mia sei tu. Non la settimana che ci aiuta a non morire, perché sia la vita mia. Con cuore rinde in mano, e chi so che sempre in fuso. Spera noi giorni che sta vita può cambiare, perché noi abbiamo bisogno ancora di te. Perché lui aveva bisogno ancora di te. Prima assai bisogno. E non sa quando ci manca. Te lo dico a fare. Con cuore rinde in mano, e chi so che sempre in fuso. Spera noi giorni che sta vita può cambiare, perché noi abbiamo
fa sempre la felice a me. Che dentro penso ogni momento, figlio mio. Io la Che non sa che da fare. Che ogni emozione quando mi viene a trovare. Che dentro figlia non me la mai portare. Ti guardo in faccia e dico cerchi mangiare. Ti vengo assai sciupata ma sì, sempre bella. Non mi sembra ti potevo far capire quando ti voglio. Ti do l'abbraccio, dico dai, ce la farò. Grazie. Che onore, Gianni, che onore. È una cosa Gianni, grandi bellissima. emozioni, grandi emozioni. Io se mi ricordo bene, questa tu l'hai incisa da Giuseppe? Sì. Ed è proprio lui che mi ha detto, sai Gianni, c'è una ragazza nuova Sì, lo so. che vuole il tuo permesso per fare questa cosa. Sì. E io dice, se ha anche bisogno di me Sì, a me l'ha disposizione. detto, me l'ha detto. No, dice, è una sorpresa che lei ti vuole fare. Sì, è vero. E io non l'ho mai sentita poi tra Sei l'altro. sempre stato il mio idolo da bambino. Per questo. Oh, ma com'è? Io non sentivo le cantanti femminili, sentivo te. Ogni momento, figlio mio. Io una mogliere che non sa che da fare. Che ogni emozione quando mi viene a trovare. Che dinte figlia mia non me la mai portare. Ti guardo in faccia e dico amore. Che mangerà. Grande. Io la voglio di nuovo, io la voglio di nuovo qua. Allora Gianni, ti posso comunicare che Sara sarà ospite tutte le puntate. È molto brava, cioè la prova del 9, Prova del 9, ok. E Gianni testa tutti, quindi. Siedi, non è colpa mia, se cadi diamo la colpa a loro ai cameraman. La prova del 9 questa, di vederti con l'altra donna che ti vivi accanto. Mi lascia indifferente. Ora che tra noi due non c'è più niente. Ora che il nostro io altro non è che un foglio inciampito dal tempo. La prova del 9, vai. Ipocrisia, gettare l'acqua e avere tanta sete. Si sente che verso siana. Morire d'amore e dire non è niente. Desiderarti e fare indifferente. Ipocrisia. La prossima volta te la faccio cantare io, la prova del 9. Grazie. Allora Gianni, se la prova del 9 dimmi se l'ha superata. Sì, è già promossa a pieni voti. Aspetta, un solo 7. Sì, un solo 7? Per un'assenza fatta un mese fa. È una grande canzone del grande allora Mario. Sara deve scappare. Aspetta. Allora, dobbiamo salutare Vai. Gaetano Bellia da Tatiana. Che saluto anch'io. Certo. Ciao Danu. Poi Anna per Gabriele. Natascia per Gianluca. Ce n'è tanti. Vai. E poi Vai, continua. Vai, non c'è bello lui. E poi mio marito. Dov'è tuo Il più importante. È qua? No, è fuori per lavoro, Gianni. Lavoro. Fuori per lavoro. E noi amiamo chi è fuori per lavoro. Senti Sara, se è finito c'è una telefonata che incombe per forza e veloce. Aspetta. Che lui è pazzo di te, peggio di me.
Il principe e la principessa, ti prego. Te la canto dopo. Va bene. Intanto lui Promesso. ti vuole congedare. Va bene. Io ti darei qua tutta Tutta la Sarà- puntata. Sarà tipo una sorta di valletta, la faremo rimanere qui. Va Lo so bene. che tu lavoresti al mio posto, lo puoi dire chiaramente che tu mi vorresti cacciare. Ma io ti amo. Grazie anch'io. Ciao Sara, ci Ciao vediamo a alla tutti, prossima. alla prossima. Grande, Ciao grande, maestro, grande. ciao a tutti. Abbiamo Ciao, una Sara. telefonata, pronto? Gianni, Ciao, chi sei? Che mamma c'è? Forse Gianni. Gianni, Pronto, buonasera. Gianni sono Antonella. Ciao Antonella. Più. Gianni, rimani al tuo posto e qua tua moglie ti sta guardando, rimani qui. E già ci chiamiamo tu, ci ha cantato prima Desiderio, no? Ah, sì? Lei sa, beh, bellissimo. E cosa ti ha detto? Gianni, Sì, amore, posso tornare a casa. Ti ha detto non lo so. Fammi Onest- vedere tutta la Gianni? puntata. Onestamente, Sì, mi eccoci signora. Da dove ci chiami? sono Antonella. Gianni, Antonella Le Più da Manfredonia, Gianni. provincia di Foggia sul Gargano. Ci fai dire da dove ci chiami? Da Foggia, da Gittigiai. Ah, l'ha già detto. Da Manfredonia, Oh. provincia di Foggia sul Gargano. Ok, benissimo. Se tu più di Catania non sai che colpa ne dai. Allora, volevo fare dei saluti. Sì? Ciao Antonella. Hai già acquistato il biglietto per lo E spettacolo se di mi Corrado? puoi dedicare un brano? quale? Un brano a piacere, Gianni. A piacere è più bello quando dite Richiedilo tu, un Pure per brano. motivo. L'ultima. sto pazzendo ma che posso fare per sapere che mi faccio volessi per motivo quando sto con te volessi chiudere il telefono per fare la mia telefonata Pensavo la stavi e dedicando ti a me. salutiamo un bacio a tutta Foggia. Grazie, Ciao, Gianni, un bacio ciao, a Più. tutte. Gianni, nel frattempo che sei qui con me, ti presento il prossimo ospite. Penultimo ospite Auto. della serata. Un altro ospite molto gradito, un grande amico Come si nostro. chiama? Nemmeno un ricchi. Io sono il presentario Levi. Allora vi tolgo, ok. Ma non perché voglio fare dispetto agli altri, voglio dire, no. Certo, Gianni. È per imparare a te, per insegnarti come si presenta. No, allora ritorno, aspetta, questo non lo puoi dire. E allora presento tu. Ecco, questo non lo puoi dire perché io sono sempre Antonio Sodera, non lo scordare. Senti, io prima di presentare il prossimo artista, Sara aveva dimenticato una grande dedica, nonché al cugino Fabrizio, lo faccio io per lei, va bene? Spero che ti abbia accontentato, va bene. Passiamo subito al prossimo ospite. Allora, lui sta già lavorando al suo secondo lavoro discografico. Ah, ok. Tu, casomai, suggerisci. Ok. Ma per quale motivo? Devono avere il loro spazio. Ma lui in particolare, sto vedendo che tu ci tieni tanto a lui. Siamo sempre in diretta. No, beh, non ci ascolta nessuno, ci hanno tagliato. Va bene, parliamo dopo. Va bene, con noi Dario Fazio. Vieni, Dario. Buonasera Ciao, Dario, Antonio. non ci possiamo abbracciare, purtroppo, lo so, anche se lo io so. lo vorrei fare. Grande voce, Buonasera a grande tutti. appassionato di musica partenopea, ce l'hai nel sangue questa musica partenopea. Sì, Io ti sì, seguo da tantissimo tempo, sto seguendo anche Io ti ringrazio. questo percorso che stai per fare qui anche tu. Ma sulla io ho Misura seguito TV. anche te, vedi, Grazie mille. Ci conosciamo da tanto tempo. Perché? Ci Ma perché dicono queste colpi, cose? colpi Ma di come penne. No, io e Dario ci conosciamo da parecchio tempo. Io ho presentato tanti dei suoi Ma spettacoli. noi non abbiamo di bisogno di fare queste infatti, cose. siamo onorati. C'è una telefonata, rispondiamo, dai, Ci fa pronto? piacere. Pronto? Ha chiuso, non ci piace perché non c'è chiuso, ha Gianni. Va bene, Dario, cosa ci fai ascoltare? Ora, al piacere di Salvuccio. Va bene. Io Io nel vi frattempo lascio- voglio salutare mia moglie che ci sta guardando, la mia mamma, i miei Mi bimbi, associo anch'io a questi saluti. al mio cugino Vito, mio cugino Ogni volta- Orazio, ogni mio volta cugino Salvatore, tutta la mia Che famiglia. mi squilla il telefono in pizzeria, io vedo Dario Fazio. C'è la telefonata, pronto? 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 Sì, pronto? Sì. Buonasera. Ciao, buonasera a te. Chi sei? Come ti chiami? Ciao, sono Rosario da Siracusa. Ciao Rosario del Siracusa. Purtroppo Gianni si Come stai? Benissimo, Dove è grazie. Gianni? Gianni si è allontanato, però ritorna dopo che finisce di cantare Dario Fazio. Te lo rifaccio salutare tranquillamente, va bene? Allora, volevo fare un saluto intanto. Sì, dimmi, chi vuoi salutare? Allora, volevo salutare un grandissimo amico mio, Nicola Secazia, che è lontano da casa.
Mi associo a questi saluti. Buonasera. Poi volevo salutare mio fratello Adriano. Ok, ciao Adriano. Mio cognato Faisal. Poi volevo mandare un bacione per a mia moglie e i miei figli. Ok, è lunga la lista, no, vero? Ci arriviamo per le ultime. No. Poi volevo dedicare a Nicolas la canzone 41 bis, se è possibile, Gianni Versosi. Non lo so, se c'è il tempo lo facciamo, se no ti prometto lo farò la prossima puntata. Va bene, salutiamo tutti gli amici di Siracusa e adesso vi lascio Un abbraccio. Vi lascio in musica con la bellissima voce di Dario Fazio. Grazie. Con mille speranze che parlano di te. Io non mi arrendo pure, non perdo un colpo per far male a me. Mi sai via con quella lacrima. Non sai che è una parola, fai mille promesse non sai mantenere. Ma poi guardando sti cuori hai perso quell'aria e che vuoi bleffare. E fino qua giurando che siamo e grida a te per una volta. Promesse mancate, l'appuntamento fatto e mai mantenuto. E quante volte solo da già aspettato, facendo un milione di telefonate. Correva tu fatica e non gestivo mai. Parlavo con me sulle spanette vogore. Sono stato senza macchina e veniva a bere. Pensavo sulle cure e veniva a tutte. Nai 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 nai. Sì, non ci avevamo incontrato, le strade del cuore non l'avevamo pigliato. Non ci tornammo a chiamare, nemmeno un messaggio, nemmeno un chissà. Dimmelo tu, qual è sta verità? Aiutami, non mi fa perdere. Promesse mancate, l'appuntamento fatto e mai mantenuto. E quante volte solo da già aspettato, facendo un milione di telefonate. Correva tu fatica e non gestivo mai. Parlavo con me sulle spanette vogore. Sono stato senza macchina e veniva a bere. Pensavo sulle cure e veniva a tutte. Nai 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 nai. Promessa mancata, appuntamento fatto e mai mantenuto. E quante volte solo da già aspettato, facendo un milione di telefonate. Se non ci avevamo incontrato, le strade del cuore non ci avevamo a pigliare. Non ci tornammo a chiamare, nemmeno un messaggio, nemmeno chissà. Promesse mancate, l'appuntamento fatto e mai mantenuto. E quante volte solo da già aspettato. Ok. Passiamo con il secondo brano. A piacere tuo. Stasera con sta penna in mano
La luce una bacio fa compagnia, vicino a me sta una fotografia, addosso un abbracciato insieme a te, si sente sottovoce un rumore, se tu che stai scendendo come a me, c'è mezzanotte e tu non dormi ancora, mentre ti sto facendo sta canzone. Se tu papà motivi sta canzone, faccia ringraziare con tutto il cuore, a te che sei un padrone di sta vita, per me sei padre e pure meglio amico, a te che sei mamma da forza, crescendo in da vita vuoi suonare, e me la voce pure quando canto, se insieme a me stai sempre tu papà. Un po' di tutto e tu non ci capiamo, si sa la comprensione non ci sta, si pronto sempre a mettere a confronto, quando ero qua io c'è come a me. Se tu papà motivi sta canzone, faccia ringraziare con tutto il cuore, a te che sei un padrone di sta vita, per me sei padre e pure meglio amico, a te che sei mamma da forza, crescendo in da vita vuoi suonare, e me la voce pure quando canto, se insieme a me stai sempre tu papà. Ti dico grazie 100.000 volte, e non mi stanco mai, mi sento forte, se insieme a me stai sempre tu papà, mi sento forte e sto vicino a te. Grande Dario Fazio. Allora, Grazie, questo era un brano dedicato perché sono uscito fuori un a attimino. mio padre. Grazie. Senti, c'è una persona che ti vuole salutare e ringraziare. Rientra il maestro Gianni Vezzosi. Ecco, lui si trova ai piani alti. capisci? Lui è ai piani Il alti. maestro Gianni Vezzosi. Andiamo dove? Puoi farmi. Guarda che gli fa fare le camere perché il lavoro gli... Si trova ai piani alti, eccolo. Facciamo le cose come. Aspetta che arriva adesso il cameraman da te. Aspetta Gianni. Aspetta. Sì, perché Dario Fazio, perché poi tra l'altro voglio salutare tutta la famiglia, anche il mio gemello, e un bacio a tutta Cibali, un bacio a Francesco Zerbo. Voglio salutare Francesco Zerbo, tutta la famiglia Zerbo, a Gioaffio, che ci sono stato stamattina. Mi con state Gioaffio. inquadrando? Sì. Sono qui. Ma dove sei finito? Da dove... Sono scalinatella longa. Sono nelle scale. Però aspetta, adesso che mi avvicino un po'. Ecco qua. Eccolo, arriva. Sono qua. Distanza. Distanziamento, mi raccomando. Lui Distanza. A prescindere che ama le mie canzoni, ma ama Giovanni Vezzosi, non Gianni Vezzosi l'artista, lui ama la persona Giovanni Vezzosi e me lo dimostra giorno per giorno, e l'ha sempre trascurato. L'ho sempre trascurato. Però mi vuoi bene e questo mi fa piacere. Ma io voglio bene tanto. tutta la famiglia. E noi ti ringraziamo. So che ti piacciono le mie canzoni, è normale, no? Qual è la canzone per te più bella mia? Qual è? Allora, una canzone tua bella così. Non ce n'è una, ma ce n'è. Perché la devo ancora scrivere? Ma quella che a me... No, le tue sono tutte poesie. No, il successo ancora devo scrivere. Qual è? Siete di quella che piace tanto a me. Prendami in pubblicità. Se attende, se si rompe è colpa di Popcorn. Non ti voglio te pensa. Maestro. Ritornello, maestro. Non ti voglio che te pensa. Te ne cacciare tu se l'immagine che non mi fa più campare. Stringhe voglia rocciare, faccia bene così, ma consuma di chiusura. Puttane,
Pubblicità. Un bacio alla famiglia Fazio. Spot. Il caldo alle porte? Non farti cogliere impreparato. Centro Bevande Sapone Più, via Gallatiotto 167, Catania. In offerta acqua rocchetta, acqua Fiuggi, Tennent's, Santero vari gusti, Amaro Unimaffisso. Centro Bevande Sapone Più, via Gallatiotto 167, Catania. Servizio a domicilio gratuito 095 81 88 674 389 87 80 581 328 08 68 994. Sapore più, che volete più? Stanco del cibo spazzatura? Voglia di qualcosa di buono e genuino? Chiama Pizza Family. Pizze scacciate, pane condito, focacceria e stuzzicheria. Impasto lievitato 48 ore, ingredienti sempre freschi e le mani sapienti della famiglia Sutera. Questa è la ricetta speciale di Pizza Family. Pizza Family, via Caduti del Lavoro 8B, Catania. Servizio a domicilio gratuito 095 43 45 10 oppure 339 20 99 806. Seguici su Facebook e scopri tutte le nostre promozioni. Pizza Family. Tu volevi la pizza, capummarola in coppa, capummarola in coppa. Ma tu volevi la pizza, capummarola in coppa, la pizza e niente più. Macelleria Sapore di Carne, di Carmelo Masci e Figli. Polleria, carni, preparati con ingredienti sempre freschi. Macelleria Sapore di Carni si trova in via Gallatiotto 19, pressi Piazza Duca di Camastra a Catania. Telefono 348 98 41 103. Macelleria Sapore di Carne, di Carmelo Masci e Figli. Sapore di carne, tutto un altro sapore. È vero? È vero? La Bottega delle Idee, ampia scelta di borse, casalinghi, oggettistica, giocattoli, articoli per animali, bigiotteria e idee regalo. Bottega delle Idee, via Caduti del Lavoro 136/D, Catania. Servizio a domicilio gratuito. Telefono 333 900 54 75. La Bottega delle Idee, un mondo di idee. A proposito, puoi pagare anche con il reddito di cittadinanza. Sì, ma dove si trova però? Si trova in via Caduti del Lavoro. A Picanella dove sono via. Andolo via Petrella 41. Il numero di telefono qual è? 351 e 27. E poi 685 e poi 18. Mo faccio subito. Oh gas, oh gas, oh gas. Beh, già fa. Quando venisse su non mi rientrava. Sea TV.
Ci siamo, ringraziamo tutti i nostri sponsor, ringraziamo la regia che ha in tempo reale sistemato anche lo sponsor della Bottega delle Idee. Bene, siamo arrivati all'ultimo ospite della serata. Prima io volevo chiedere scusa, purtroppo non siamo riusciti a ricevere le tante telefonate che stanno arrivando, il telefono, credetemi, si è bloccato. Nelle altre puntate vi posso garantire... No, non c'è Gianni, magari la prendiamo... Sì, magari rispondiamo dopo quando rientrerà Gianni, vi prometto qualche altra telefonata la riprenderemo tranquillamente. Io ringrazio Stefano Rio per il grande lavoro e Salvo Spabinato per il grande lavoro che stanno svolgendo dietro le quinte. Bene, passiamo subito al prossimo ospite. Da poco è uscito il suo primo singolo, una vera grande voce, un grande talento. Lo accogliamo con un grande applauso. Lui è Salvo Ilardo. Buonasera. Ciao. Buonasera. Salvo. Allora Salvo, tu sei un vezzosiano doc. Infatti stasera nato e cresciuto con le canzoni di Gianni. Infatti stasera Mettantonio, io stasera non voglio cantare il mio nuovo singolo, ma bensì, se mi autorizzate, voglio fare un brano di Gianni Vezzosi. Grazie a Gianni, ci ha dato questa opportunità e tu lo sai, il maestro è sempre dalla parte di voi giovani emergenti, quindi ti ha concesso questa possibilità. Ci canterai? Grazie. Laurea a storia e tesori. Ok, a cantare Salvo Ilardo. Poi non ricordati con anni fa ci raccontate che è la storia. Quando ero confuso non sapevo scegliere fra sti due soldi. Oggi sono deciso, mi sono calato a lavorare che da capo. E fra 7 mesi con Maurizio Trase mi sposi da chiesa. Non fammi fatica, anche lunatica, se mi piace che va, ma non voglio che ti mi sposo con Maurizio perché sai che tu conosci, sicuramente Laura troverà lo suo sposo. A me dispiace ma non ci posso fare niente, sono deciso ma la già sulla sposata. Laura non troverà più la cupola, stai bene. Maurizio invece non ha nessun problema, da oggi passerò soltanto un tuo cognato. E nel destino steve scritto già così, Maurizio è dove c'è. Sono fortunato e sono contento che sto caro sai sbloccato non sta chiuso in ascensore. Ma sposo con Maurizio perché sai che tu c'è, fornisce la storia che sta vorresti tesoro. Laura sta incazzata e appiccicata e ci hanno messo con Maurizio. Dice che non viene, che non può essere presente al matrimonio. Mi chiama Strumonzo, scemo e patetico, ma sono sicura, a me va bene. Ma sposo con Maurizio perché sai che tu conosci, sicuramente Laura troverà la sua sposa. A me dispiace ma non ci posso fare niente, sono deciso ma la già sulla sposata. Laura non troverà più la cupola, stai bene. Maurizio invece non ha nessun problema, da oggi poserò soltanto un tuo cognato. E nel destino steve scritto già così, Maurizio è dove c'è. Sono fortunato e sono contento che sto caro sai sbloccato non sta chiuso in ascensore. Mi sposo con Maurizio perché sai che tu c'è, fornisce la storia che sta vorresti tesoro. Scusa con Maurizio perché sai che tu sicuramente non lo troverà il suo sposo. A me dispiace ma non ci posso fare. So che deciso ma la già sulla sposata. Ma la già sposata.
Io ti voglio ringraziare perché hai cantato una mia canzone. So che sei anche un allievo del maestro Tuccio Calogero e non potevi scegliere il maestro migliore. E ti dico, facciamo questa domanda al maestro. Maestro, come va negli studi? Abbastanza bene. È tempista, perché sì. Però c'ha un difetto. Il difetto respiratorio, maestro. Tu fumi e devi fumare di meno. Tantissimo. O meglio ancora, non fumare. Poi l'emozione, voglio dire, no? Cantare una canzone tua davanti a zanzara. te. Cantare una canzone tua davanti a te. Ma tu quando devi cantare una canzone di un altro artista, tu non devi guardare in faccia a nessuno. Tu devi dimostrare quello che sei. Hai dimostrato bene. Grazie. Se no non eri qua. Grazie. Se no non eri qua. Applauso a Salvo Ilardo. Grazie. Va bene Salvo, ti congediamo. Appuntamento alla prossima. Ciao. Grazie, ciao. Maestro, Ciao Salvo. prendiamo qualche telefonata, maestro. Allora caccia Cino. Pronto? Ciao. Pronto? Mi chiamano magari da luna. Da luna, no spazio. Pronto? Chi sei? Oh, i minacci. Siamo alle minacce. Antonio! Chi sei? Antonio! Non ci riconosci? Chi sei Umberto? Chi sei? Bravo, indovinato. Ciao Umberto! Sapone Come più. stai? Bene, voi come state? Ma io non conosco. Vuoi chiedere qualcosa al maestro Vezzosi? Non ti conosci. Non mi conosco. Via Calatioto, sapore più, non ti conosci. Fialecci, non ti conosci. Sempre se sono loro che stanno parlando. Non vorrei che siano sapone più. Dovrebbero essere loro. Dovete ascoltarci dalla TV. Dal telefono, ecco. Mi fa segnale dalla TV. Dico dalla TV. Gianni, mi senti? Umberto, ti sento. Adesso sì. Sei tu che devi sentirmi. Sì, ma ti volevo dire una cosa. Nella dedica una canzone per mia moglie. Come no? Certo. Senti, nel frattempo, va bene, salutiamo gli amici. Ciao Umberto, ciao ragazzi. Senti, perché lei non è riuscita a prendere la linea. No, Umberto, ma perché non c'ero io nella pubblicità? Si vergognava. Si vergognava, è vero. Gianni, c'è una tua fans particolare che ha il tuo volto tatuato nel suo petto. La salutiamo? La salutiamo insieme. Chi è? Rossella. Rossella De Franco. Ciao Rossella. Umberto. Pronto? Maestro Gianni, anche no, cioè. Un'altra telefonata. Umberto, così l'abbiamo liquidato. Umberto, domani prendi tu le responsabili. Certo. Maestro Gianni, ciao carissimo. un abbraccio da Mineo. Un bacio a tutto il librino. Come si chiama? Come ti chiami? Un figlio dello zio Jack sono. Il figlio dello zio Jack. Sai da dove chiama? Da Mineo? Parla buono, non parla abbastanza. No, è una città, è un paese. È un paesino. Un paesino, sì. Vicino. Palagonia. Vicino. Basta, Gianni. Sta girone. Ma figliotto sono. Allora, i sottotitoli sono tuo figlioccio. Brucia la terra, io brucio d'amore. Un caloroso abbraccio a papà e mamma e a Simba. Simba, magari c'è un'altra telefonata, Salvo? Prendiamo un'altra telefonata, aspetta. Angelo Mirabella, ti state mettendo stasera? È uscito papà? Sta a casa, sta bene, Franco? Vabbè, il tempo della terapia. Angelo Mirabella, ti mandiamo un grosso bacio. Perché i limoni? Dammi il limone, che io ho un amico mio che si chiama Salvo al bar Fortuna. C'è una telefonata, pronto? Sì, buonasera. Oh, qui siamo sul sulla serietà siamo qui, Gianni. Pronto? Chi sei? Buonasera. Buonasera a te. Sì, ti sentiamo, chi sei? Sì, buonasera. Allora, te lo dico io chi è. Sì, chi è? Mio fratello Michele. O sbaglio? Ciao fratello. Hai visto?
Lui me l'aveva detto che mi avrebbe fatto lo scherzo stasera, ci è riuscito, l'ho riconosciuto. Ciao Michele. Ciao fratello, buonasera. E chi è? Ciao Gioia. Ciao, niente, volevo mandare dei saluti, volevo salutare i miei nipotini e te, la tua splendida famiglia e il maestro Calogero. Arriva il saluto al maestro Calogero, ecco. Ti ringraziamo. Ok, hai capito che sì, certo. Gioia, se mi puoi dedicare bella sta famiglia mia. Sì. Bella sta famiglia mia, bello sostiene figlia mia, che mi hanno regalato questa pace. Santi, si sono cagate tutto, grazie a te, a tutto grazie a te. Ciao Michele, passiamo. Ciao fratello. Prossima telefonata, pronto? Ma quando telefonate? Pronto? Io odio il telefono. Sei intasato. Senti Gianni, ci siamo dalla regia o no? No, andiamo. Allora Gianni, ritorniamo indietro. 13 anni, inizi a lavorare. Un lavagista. Lavavi le macchine, e ti sembra non è poco. vergogna. E ti sembra poco. Ma senti, con questi soldi tu aiutavi la famiglia, cosa facevi? Oppure era un autofinanziamento? Li Eri uno- davo alla gente che avevamo dei debiti e dovevamo giustamente. Quindi aiutavi la tua famiglia con questi soldi? Ma perché devo sapere se. Vezzosi Story dobbiamo sapere tutto. Io voglio sapere se tu. No, non è che aiutavo. Come si dice? Come si dice? Davo il mio contributo alla mia famiglia. Gianni, a che età scopri di avere delle doti canore? Quando avevo un anno. Ma sto scherzando? No, io. Già da subito, da piccolo no? Non ho mai scoperto io non mi sono mai scoperto io. È la cosa strana che mi ha scoperto un grande amico mio, un grande fratello. Ci arriveremo, una grande voce, ci arriveremo. un grande amico nostro. Oppure, ecco, ma che l'hai scritto tutte queste cose? Oppure c'è stato qualcuno appunto che ti ha scoperto in particolare, c'è un nome che iniziò a scoprire pian piano il Gianni Vezzosi. Mio cognato Massimo Di Vita, nonché il papà di mio nipote Santo Di Vita. Che io saluto, una grande voce, Santo Di Vita. Lo avremo presto ospite anche. Perché mi presentò una grande cantante e autrice di nome Sandra Petruzzelli. Al Lido Tre Gabbiani. Sandra si mise subito in moto perché cominciò, quando ti disse, ha sentito subito la tua voce, ha detto questo è forte. Sì. Ma con quale canzone ti sei presentata a Sandra Petruzzelli? Te la ricordi? Lei sì. Qual era? Vediamo. Questa qua. Vai maestro. Ho portato un provino. Sì. Ma la femmina di Totò. E tu lo sai. Sono preparato, sono un vezzossiano anche io. S'avesse fatta la. In italiano? Quello che hai fatto a me. Stop da messaggi. E vuoi sapere perché? Perché cosa passa te? Tempere c'è un rossetto che non già non sapano, non è come me. Femmina, tu sei la mamma, che suo già fatto l'hanno ben famiglia. Femmina, si dolce come il suo. Questa era la canzone che gli ha già fatto sentire la prima volta. Era questa, ma la prima. Gianni, lì papà capì che tu avevi delle grandi doti canore, quindi ti portò nella prima casa discografica. Ricordi qual è stata? Chi?
il primo studio discografico. Papà mio, sì, dove ti lo portò? ricordo benissimo, era la Step Record di Catania, dove riuniva tutta la famiglia Scafidi, grande discografico, solo che ha chiesto cosa. No, tu sei arrivato là tutto contento, felice, ecco, ci siamo. Perché papà diceva che un amico mio, vediamo un po' come. Hanno sentito la tua voce, bellissima sì, voce. Io quando sentivo presto, ma poi quando hanno detto, ve lo dico io, gli hanno detto ce l'hai almeno 10 milioni per... Io sai cosa ho detto a mio padre? Che sono amico d'oggi. Oggi è un amico mio, un grande amico mio, allora ero un po' profano di queste cose, perché per fare il discografico, e giustamente se tu vuoi cantare ci sono delle spese, che poi quei soldi che tu dai al discografico vengono spesi per l'artista. Con il suo piccolo guadagno, tutto qua. E allora Gianni, ti sei arreso dopo questa cosa? No, mi sono arreso perché ho detto no, ma meglio andiamo a lavorare, perché ero nato in un momento un po' c'erano troppi artisti forti, io non potevo riuscire. Allora diciamo ti sei sentito piccolo in quell'istante? Te l'ho spiegato anche, sì, mi sentivo un po' piccolo, un po' umiliato, un po' della mia vergogna, e poi non ho mai creduto alla mia voce e a quello che io scrivevo. Ti è passato nella mente di dire no, non canto, non è una strada che fa per me? Tante volte, quando non riuscivo a portare l'alimentazione a casa, no? No, aspetta un attimo, andiamo a lavorare, che è un guadagno, è una mensilità, o una fonte di guadagno più sicura, anche perché mettevano sempre le bacchette di mezzo, no? Oggi ho capito il perché quando uno è bravino devi sgomitare un po'. Io poi ho capito la cazzimma. Gianni, mi fermo perché sto entrando sempre più dentro la tua vita, però prometto che lo faremo nelle altre puntate. Adesso ti voglio chiedere una domanda importante. C'è un classico che tu hai nel cuore, una canzone classica che tu ritieni che è la migliore? Guarda, il classico, sono tante le canzoni classiche, non voglio offendere chi oggi è nel mondo della verità, da Sergio Bruni a Mario Abate, a Nino Fiore. Sì, c'è una che ti ha colpito? Sì. Qual è? È una canzone di Sergio Bruni che portò al festival di Piedigrotta a Napoli. Ti senti di regalarla al tuo pubblico? Sì, io la voglio dedicare a Mario Zappalà anche. Sai chi è Mario Zappalà? Se è quello che penso io non lo so. Gelati, ecco, la famiglia Zappalà, li salutiamo, via Policastro soprattutto. Perché io di via Caduti del Lavoro. Che piace anche questa canzone. Poi voglio dire, è stata una canzone molto fortunata per Sergio Bruni, che l'hanno copiata tanti artisti. È una grande canzone che noi dedichiamo a tutte le persone di quell'era. Che porta il titolo? Viene Monzun. A cantare il maestro Vezzosi. E il maestro. E passo tempo suonando l'amore, soltanto l'amore, e non Sanremo sto aspettando e pensando a te, pure ancora fredda sulla carezza solo, ma uso la via addosso. Viene Monzun, sì, viene Monzun, non posso dare, fammi impazzire, insieme con te, non mi pare vero. Quasi tornato come alla volta abbracciato con te, amore, sento ancora di te, o tu si io bene, la mamma io voglio solo a te, vieni Monzun, sì,
vieni pazzone, ti voglio dire, che bella vita, amore, che bella vita sei tu. Casi tornate, come una volta abbracciata con me, amore mio, sento ancora di te, come si viene io bene, amore mio. Io voglio solo a te, Angelina bella, vieni pazzone, non c'è spaccarti un grosso bacio al tuo papà, ti voglio dire, che bella vita sei tu. Amazon vicino a te, amore, amore vero. A tutti i miei nipoti, tutta la mia famiglia che mi segue, mi ama, mi sostiene nei momenti anche un po' più difficili. Vabbè, lasciamo perdere, dai. Questa allora, è la parte della prossima puntata. Abbiamo tanto da scoprire. Lo sai che sei stato un grande. Nel mio piccolo, tu sai, io ti amo artisticamente, sono sempre stato un Vezzoziano. Mi trovo quindi ho sempre presentato i tuoi spettacoli con grande emozione e quella di fare il Vezzosi Story per me è stata una grande, vera emozione. Da dove cazzo ti È una passione che portiamo. Ti ricordi Gianni, 32 anni fa, io te la racconto sempre questa cosa, eravamo al Librino ragazzi, lui ancora non era Gianni Vezzosi, lo dovevano fare cantare al momento di salire sul palco, cosa succede? Mancava la luce. Manca la luce. Oh, Gianni non poteva cantare, ma non vi preoccupate. Io te l'ho sempre detto che ho buona memoria. È salito sul palco. Ma no, dov'è? È salito sul palco e ha cominciato a cantare, ragazzi, senza microfono, senza niente, grande. Era la fame fa tante cose. Va bene Gianni, siamo arrivati alla fine, non so se siamo in tempo a prendere qualche telefonata. Salutiamo il tuo fonico, era inquadrato. 351. Andiamo sotto a papà Angelo. Voglio bene sulla tia. Siamo in tempo a prendere qualche telefonata? Paparetta, dove corri? C'è una telefonata. Bacio al dottore, al commendatore Brigantone. Pronto? Pronto? Ciao. Gianni? Chi sei? Ciao Antonio, sono Desiree. Ciao, Ciao Desiree. Da dove ci chiami Desiree? Assai vuoi sapere? Da Catania, dalla provincia di Catania. Quale quartiere? Vogliamo sapere il quartiere. Lingua glossa, ai piedi dell'Etna. No, vogliamo sapere la via. No, sto scherzando. Va bene Gianni, vuoi chiedere qualcosa a tua fans? Sì, volevo chiedere a Gianni se per favore può dedicare una canzone a mio papà Michelangelo, che saluto. La mamma? Sì. Che brano vuoi ascoltare? La signora vestita di nero, se era possibile. Lo chiediamo al maestro. Quanto abbiamo? Ce la fai cantare? 2 minuti? No. Ce la fai cantare? No, assolutamente. Ma stammi l'accordo del ritornello. Stonato come una campana. Ma solo perché è la prima puntata e voglio... no, io li amerò per tutte le 8. Stai in diretta, se no può... Fannati il telefono. Sapesse stato assai a me, mamma dosa, stacca vicino a me, fammi parlare.
se sa città della te, dice la voglio bene, viva pietà a me, sapesse stata, io come te, che te che ci o figlio buono riesce tu, si frata a me, e quest'anno l'abbiamo dedicata a Desiderare. Grazie. Che ci chiamata di qua grossa. Complimenti a Gianni Vezzosi. Un bacio. Va bene, ringraziamo grazie mille, Gianni. tutto lo staff. Voglio salutare anche il mio fidanzato. Ok. Caramente. Allora, siamo alla fine, Gianni, siamo veramente alla fine. Ringraziamo La prossima puntata non è Italia che ho nodo. È vero. Io vi consiglio di non guardarci la prossima. Guarda. Vi ricordo, martedì prossimo alle ore 21 saremo sempre qui. Ci sarà la replica a giorni, adesso ci diranno quando. Non ci guardate. Domani? Giovedì ci sarà la replica. Vedetevi qualcosa. Alle 23. Alle 23 c'è la Top replica. Crime, vedete altre cose. Allora, adesso decidiamo come chiudiamo. Che si sono annoiati. Va bene, noi ringraziamo tutti gli artisti che si sono esibiti stasera. Chiaramente. Tutto lo staff della 6A TV. Ringraziamo il nostro fonico. Salutiamo il tuo fonico, Francesco Mirabella. Il grande maestro Tuccio Calogero. Grande il maestro, lo puoi dire a voce forte. Ma il maestro in assoluto che voglio ringraziare stasera è Quante lui. volte Samuele Rosa e Mario Platania della Sea Musica. Ma hai bevuto qualcosa in quel bicchiere, Gianni? C'era acqua. Acqua, allora va bene. Però era acqua santa. Maestro, io ti ringrazio, noi adesso ci tocca fare ci tocca fare le pulizie, dobbiamo cominciare a smontare quello che abbiamo fatto stasera. Quindi noi salutiamo abbiamo una tutti. sigla. Abbiamo una sigla. Alla prossima. A martedì ore 21. Ciao maestro. Non mi toccare. Spot. Il caldo alle porte? Non farti cogliere impreparato. Centro Bevande Sapone Più, via Gallatiotto 167, Catania. In offerta acqua rocchetta, acqua Fiuggi, Tennens, Santero vari gusti, Amaro Unimaffisso. Centro Bevande Sapone Più, via Gallatiotto 167, Catania. Servizio a domicilio gratuito 095 81 88 674 389 87 80 581 328 08 68 994. Sapore più! Che volete più? Stanco del cibo spazzatura? Voglia di qualcosa di buono e genuino? Chiama Pizza Family. Pizze scacciate, pane condito, focacceria e stuzzicheria. Impasto lievitato 48 ore, ingredienti sempre freschi e le mani sapienti della famiglia Sutera. Questa è la ricetta speciale di Pizza Family. Pizza Family, via Caduti del Lavoro 8B, Catania. Servizio a domicilio gratuito 095 43 45 10 oppure 339 20 99 806. Seguici su Facebook e scopri tutte le nostre promozioni. Pizza Family. Ma tu volevi la pizza, capummarola angoppa. Ma tu volevi la pizza, capummarola angoppa, la pizza e niente più. Macelleria Sapore di Carne di Carmelo Masci e Figli. Polleria, carni preparati con ingredienti sempre freschi. Macelleria Sapore di Carni si trova in via Gallatiotto 19, pressi Piazza Duca di Camastra a Catania. Telefono 348 98 41 103.
Macelleria Sapore di Carne di Carmelo Masci e figli. Sapore di carne, tutto un altro sapore. È vero? Sì. È vero? È vero. La Bottega delle Idee, ampia scelta di borse, casalinghi, oggettistica, giocattoli, articoli per animali, bigiotteria e idee regalo. Bottega delle Idee, via Caduti del Lavoro 136/D Catania. Servizio a domicilio gratuito, telefono 333 900 54 75. La Bottega delle Idee, un mondo di idee. A proposito, puoi pagare anche con il reddito di cittadinanza. Oh gas, oh gas. Ya sen portato sì, io amo oh gas, oh gas. Chi vende San Filippo tu porta. Sì, ma dove si trova però? Si trova in via Caduti del Lavoro. Ah, Picanella dove sono io. Angolo via Petrella 41. Il numero di telefono qual è? 351 e 27. E poi 685 e poi 18. Lo faccio subito.